Eccoci qua, siamo sempre con l'avvocato Alessio Morosin, presidente di Indipendenza Veneta, candidato alla presidenza della Regione del Veneto. Allora, ipotizziamo che cosa succederebbe, quindi rapporti internazionali, gestione di flussi e anche regolamentazione giuridica interna, mettere mano alle leggi, che è un altro aspetto Allora, delicato. la questione che lei pone meriterebbe 10 trasmissioni, quindi farò telegraficamente sintesi a beneficio, spero, della chiarezza che i suoi ascoltatori, telespettatori si auspicano. Diciamo innanzitutto una cosa, che fare l'indipendenza non vuol dire assolutamente isolarsi, creare una realtà provinciale fuori dal contesto europeo e del mondo, al contrario. Noi vogliamo che il Veneto sia protagonista in Europa e nel mondo, come di fatto già le imprese lo sono. Qualcuno dice, ma se il Veneto diventa indipendente, i trattati europei prevedono che se non c'è l'accordo di tutti gli stati, dei 28 stati, non puoi entrare. Posso dire, per tranquillizzare costoro, che avendo avuto contatti con la diplomazia dell'Unione Europea, l'apparato diplomatico che si sta già muovendo in relazione anche al caso della Catalogna, che è già molto avanti, con milioni di persone che rivendicano l'indipendenza, ha già individuato la formula, diciamo, per superare questo ostacolo. Ed è quella che non sarebbe un nuovo ingresso di uno Stato nuovo, anche se il Veneto sarebbe uno Stato nuovo, ma un allargamento interno, perché fino ad oggi si direbbe il Veneto, avendo fatto parte dell'Italia, è già per normativa, per territorio, Stato parte. Quindi certo. non è un ingresso nuovo, ma un allargamento interno. La formula c'è questa. Noi ci interessa stare nell'euro a dispetto di altri, ci sono anche dei partiti che sono presentati alle elezioni europee l'anno scorso prendendo distanze dall'euro. Noi riteniamo che il problema non sia l'euro, il problema è la gestione della moneta come strumento che regola i rapporti anche tra gli stati territoriali attualmente. Il Veneto poi ha perfetta consonanza e rispetto di quelli che sono i parametri di Maastricht, quindi rapporto debito pubblico-PIL, non l'abbiamo, addirittura noi abbiamo un credito pubblico, rapporto tra il PIL e il deficit, noi non abbiamo timore, siamo in equilibrio. I conti del Veneto sono esattamente in conformità con i parametri di Maastricht. Quindi al Veneto non interessa per esempio la politica del no euro, anzi il Veneto sarebbe una delle regioni più virtuose, diventerebbe quindi uno Stato più virtuoso all'interno dell'Unione Europea. Potrebbe finalmente, liberato dai giochi e dalle pesantezze della tassazione della burocrazia italiana, con un proprio ordinamento snello, agile, democratico, efficiente e nello stile veneto e operoso, competere in modo straordinario con gli altri stati dell'Europa e del mondo. Pensi che l'Union Camere ha fatto uno studio dove dice che al primo anno di indipendenza il PIL aumenterebbe del 12,2, avremmo subito 10 stati dietro e nel giro di 2 anni saremo dopo il Lussemburgo come PIL. Insomma, la prospettiva è molto buona, interessante, ci sono studi, abbiamo fatto approfondimenti. La questione della legalità, ovviamente, se il Veneto diventa una realtà ordinamentale, quindi uno Stato indipendente e sovrano all'interno dell'Europa, deve rispettare ovviamente le direttive europee. E quindi ci sono delle regole, dei principi riconosciuti universalmente che regolano i rapporti tra il cittadino e lo Stato e tra il cittadino e l'Unione Europea. Noi in questo senso non abbiamo alcuna difficoltà. Saremmo molto più rigorosi nell'applicazione della legalità, questo sì. E quindi diciamo per spontanea applicazione e immediata, rapida applicazione di leggi chiare, non avremo più fenomeni dell'immigrazione, non avremo più quelle distorsioni dell'ordine pubblico che abbiamo attualmente. Attualmente il nostro territorio non è governato, nonostante l'impegno straordinario delle forze dell'ordine, perché io sono a contatto anche per ragioni professionali con le forze dell'ordine, con i carabinieri, con la polizia, con altri, e questi lavorano in modo indefesso, ma non hanno i mezzi, non hanno un'operatività adeguata. Ma come, esatto, questo che è un altro aspetto cruciale. Prego. Come sbloccare questa situazione che si è incancrenita, perché lei appunto è un avvocato, quindi ha a che fare con la giustizia quotidianamente e sa benissimo i tempi tragici che ci rendono non competitivi in un discorso di economia globale, non competitivi per poter garantire ai cittadini la sicurezza, la certezza delle norme, del diritto che dà prospettiva anche, eccetera. Certo. Come fare a sbloccare questo sistema quando è tutto ingangliato e collegato e quindi centralizzato? Questa è un'altra questione
È una questione che a volte è difficile da accogliere, perché qui si parla di realizzare un nuovo ordinamento, letteralmente, cioè le leggi italiane non ci sarebbero più, dovremmo farci le nostre leggi, ma nella fase transitoria cosa si può fare? Per esempio, c'è a disposizione ormai da 2 lustri quel famoso codice penale scritto da una commissione presieduta da Carlo Nordio, quel magistrato veneziano noto. Lei ha avuto notizia che qualcuno in Parlamento si sia dato da fare per approvare quel codice, che è uscito da una commissione di altissimo livello? Nessuno, è rimasto là. Eppure era un codice che avrebbe consentito, per esempio, di avere una giustizia più efficiente, un codice più chiaro, la depenalizzazione di certi reati, cioè certi illeciti, certe condotte che oggi sono punite col processo penale diventerebbero un illecito amministrativo e quindi una sanzione economica. Andremmo a fare giustizia solo per i casi più importanti. Un codice che io ho visto è stimato, apprezzato da tutti gli specialisti, però è rimasto nei cassetti. È rimasto nei cassetti, nessuno si preoccupa. Abbiamo un legislatore statale italiano che interviene sempre per novellazioni, cioè per modifiche così a dettaglio, in modo disordinato. Non c'è mai una riforma organica, completa, che dia un'armonia al meccanismo. Si fa per spot, avviene un fatto di cronaca grave, interverremo con il reato di omicidio stradale, per fare un esempio, che è un reato che probabilmente dovrebbe essere introdotto, ma volendo, se ci fosse la giustizia efficiente e le sanzioni fossero applicate in modo tempestivo, adeguato, non servirebbe. Ma voglio dire, per esempio anche quello, in emergenza lei sentirà immediatamente dopo un grave incidente stradale di uno che era in stato di ebbrezza, introduciamo il reato di omicidio stradale e avanti così. Io credo che non sia possibile andare avanti con questo incedere molto disordinato, improvvisato, demagogico se vuole, populista, perché quando c'è l'emergenza la gente vuol sentirsi da chi comanda una risposta forte. La risposta forte è una novellazione, una nuova norma, no? Così intanto si sta zitti, si calma la piazza e poi tanto nessuno si preoccupa di vedere se quella norma è inserita bene, è scritta adeguatamente. Ma perché nessuno ha anche la competenza e le conoscenze necessarie. È degradato il livello anche normativo, cioè il legislatore è impazzito, l'uso del linguaggio nelle leggi fondamentali. Oggi il problema più grave è la interpretazione delle leggi. E io ogni tanto porto questo esempio. Quando ho iniziato la mia professione 35 anni fa, c'era una sentenza a sezioni unite della Cassazione, diciamo una volta al mese o a stagione addirittura. Adesso ne fanno 4-5 alla settimana, perché devono dirimere addirittura i contrasti tra le diverse sezioni, perché ormai la normativa è illeggibile, non c'è più l'armonia, non c'è un complesso organico coerente, attento. Siamo allo sbando, questo è uno Stato purtroppo fallito. Ecco, quindi da quest'altro punto di vista l'eterno problema, però ci sono arrivati talmente tanti messaggi simili la volta precedente, io ringrazio anche i telespettatori di averli mandati, non li abbiamo mandati tutti in onda perché sono arrivati alla fine della trasmissione in massa proprio, e insistentemente si vede da molti anziani anche che ci seguono il problema pensioni. Io glielo rigiro perché l'hanno affrontato anche altri componenti appunto, dell'indipendenza veneta, però richiede un ulteriore passaggio anche giuridico con sua competenza da questo punto di vista. Beh, facciamo una premessa di fatto prima, così inquadriamo correttamente il problema. Le dico anche, lei fa bene a toccare questo tema, perché in ogni mio incontro pubblico, io anche stasera sarò a Cavallino Treporti vicino a Jesolo, un incontro pubblico, quasi sempre tra i presenti qualcuno mi pone la domanda: ma se il Veneto diventa indipendente, più simpatico è stato il signore a pensione, me la paghi più? No, ma infatti ma questa è una cosa sentitissima. È sentitissima. Allora siccome non la pago io la pensione, 3.000 messaggi di questo tipo ci sono. La pensione non la pago mica, come si dice in Veneto, ma deve essere un meccanismo. Diciamo che la questione di fatto è questa. Il Veneto è l'unica regione italiana che ha l'equilibrio tra diciamo, le entrate previdenziali e la spesa previdenziale, cioè i contributi pensionistici che vengono versati dai lavoratori in Veneto sono in grado di coprire la spesa pensionistica. Nel resto dell'Italia purtroppo no. Tant'è vero che l'INPS ha un buco, una voragine che ogni anno diciamo, lo Stato deve in qualche modo ripianare, e sono miliardi, sono cifre imponenti. Allora, l'indipendenza allo stato attuale, pur partendo da una situazione estremamente complicata e difficile, è l'unica realtà che garantisce ai veneti di avere la pensione con le entrate previdenziali che ci sono nel nostro territorio.
Io credo peraltro che non sia adeguato, qui bisogna intervenire per dare una maggiore risposta di dignità a chi ha lavorato tanti anni e che anche la Costituzione italiana garantisce. L'articolo 36, cioè tutti hanno diritto a una pensione, a un corrispettivo prima di lavoro e poi pensionistico che garantisca la dignità della persona, la dignità parliamo, ecco, 500 euro, 480, dottoressa Cognito, non garantiscono la dignità di una persona, di un anziano. Purtroppo in Italia abbiamo milioni di persone. Ma anche di un lavoratore. Ecco, infatti qua voglio capire. È molto grave questo. Infatti, siccome appunto, riprendendo sempre il discorso informazione che è il tema portante, ma questa è informazione, si parla tanto con il Movimento 5 Stelle di reddito di cittadinanza, ripreso dall'informazione anche odierna. Sì. Tra l'altro il Corriere del Veneto presenta 4 candidati, lei ha un piccolo trafiletto laterale italiana, esatto, e manca il vostro riquadro, e manca anche l'altro, quindi dovete portare l'osservazione, però appunto si accenna nel riquadro a questo discorso del reddito di cittadinanza, più volte propugnato. Voi come vi inserite in questo contesto? Ecco, questo è un altro argomento che mi piace toccare e fa bene a porlo, perché io credo che pur avendo sempre apprezzato l'atteggiamento, l'attenzione che i 5 Stelle hanno per le tematiche della trasparenza, della correttezza, della legalità e quant'altro, sul tema del reddito di cittadinanza io ho molte perplessità. Perché è uno strumento passivo col quale si interviene a dare senza risolvere il problema a monte, che è quello di creare una economia più dinamica, una tassazione più leggera, dare vitalità al corpo più che dare l'aspirina al morente, perché il reddito di cittadinanza vuol dire creare un'ulteriore spesa pubblica per la quale non ci sono i mezzi, e invece di creare, diciamo, il meccanismo che serve a mettere in moto i processi lavorativi, imprenditoriali, la crescita delle aziende. Io la vedo come una soluzione un po' demagogica, lo dico, non la condivido affatto, ritengo che per i giovani bisogna dare immediatamente l'opportunità di un inserimento nel mondo del lavoro. 8 giovani su 10 che escono dall'università, quante volte l'abbiamo detto, pensano di andare all'estero. Noi dobbiamo fare in modo che questi giovani, tra l'altro di solito sono l'eccellenza, la parte migliore, quelli più bravi, che se ne vanno, quindi perdiamo la miglior classe dirigente del domani. Quelli dovrebbero immediatamente essere incentivati e favoriti nell'inserimento delle attività imprenditoriali sul nostro territorio. Il reddito di cittadinanza è una forma di sussidio che lascia il tempo che trova, anzi va ad appesantire i conti dello Stato. Dobbiamo creare, come diceva, la canna da pesca perché uno vada a pescare, non dargli il pesce. Certo che se sta morendo, dice, una pietanza bisogna pur dargliela. Ma credo che non siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati al punto in cui non c'è una visione di intervento sull'economia per rendere l'economia più vivace, più attraente rispetto anche all'ingresso nel mondo del lavoro. I giovani se ne devono andare, questo è il dramma. Quindi il reddito di cittadinanza è una scelta secondo me demagogica, populista, che non risolve il problema. Il problema va risolto pensando a uno sgravio fiscale, a una diciamo, tassazione più adeguata, più equa, più equilibrata, perché le aziende ormai si trovano in una situazione per la quale... ma anche i cittadini. I cittadini, tutti. Ecco, infatti adesso qua toccheremo un altro argomento, che è questo che sta molto a cuore ai cittadini, quello della tassazione, sempre con la vostra concorrenza che ha proposto, Salvini sappiamo che ha proposto anche un'aliquota unica, la flat tax. Al 15%. Me la spiega? Ecco. No, adesso ne parliamo insieme. Pubblicità tra pochi secondi.